Mi stai lasciando stimane, gelate mentre da lontano, si fanno respiri o silenzio, e quello che resta attorno a me. 3, 2, 1. Amici di Playa Bonita, oggi un servizio veramente interessante. Avete mai sentito parlare del mondo dei cantanti neomelodici? Beh, a Catania ci sono veramente tantissimi concerti. Oggi siamo andati in uno dei tanti concerti a seguire un po' questi cantanti neomelodici. Guardate il servizio. Ora che non ci sei, voglio morire lo so. Allora, uno dei tanti cantanti neomelodici, perché bisogna distinguere il cantante così si dice, è Nino Marchi, che questa sera canterà insieme ad un altro dei miti del mondo neomelodico, che è Gianni Vezzosi. Noi siamo a Catania, in pieno quartiere Cibali, che tra l'altro è il quartiere dove sono nato. Che tra l'altro, guarda, noi non ci aspettavamo tutta questa gente, c'è un mondo a parte. Non me l'aspettavo neanch'io, però è una bella realtà, soprattutto perché è sana e tanti non lo sanno. Ecco, è vero, perché di solito il mondo neomelodico, insomma, è sempre accostato a un certo tipo di società, che invece non è vero, perché se noi possiamo girare qui e guardare tra la gente, ci sono tanti giovani e la gente che si viene a divertire, questa è la cosa più bella. Senti, io ho una curiosità, mi chiedo, ma perché un siciliano canta napoletano? Ma sai, è la passione. A me per esempio mio padre ha tramandato la passione. E poi se tu dici ti voglio bene, non suona mai come un ti voglio bene in italiano. È vero, è vero. Il ti voglio bene è caldo, hai capito? È una passione, un po' come il calcio. È come il catanese che tifa per la squadra di Milano. Perché un catanese deve tifare per l'Inter? È un po' la passione, è così anche per la musica. Hanno detto vai da Cristina Pennisi, che è una che duetta con Nino Marchi. Sì. Come fa la parte italiana che canti? Nino, ti prego, prometti che anche se lontani non ci perderemo, eccetera. Ma questa mi mancava, il duetto italiano col duetto neomelodico. Nino, ti prego, prometti che anche se lontani non ci perderemo e che questa estate la porterai dentro insieme a me. Quando ti senti più solo, stringi il sassolino che ti ho regalato, addosso hanno scritto e non mi sta amore. Giustamente la sicurezza è magrina, piccolina, no? Abbiamo una sicurezza anche. È una sicurezza importante, no? E tu dici cosa? Il tuo sorriso che illumina il cuore, saranno i ricordi più belli che quando... Salve, lei che fa con la carta e la penna? Devo andare da Nino Marchi. Ah, quindi un autografo per Nino Marchi? Sì. Allora ha fatto la fila e non riesce a passare? Io non riesco a passare per niente. La portiamo noi allora, che sta cantando adesso sul palco. Nino Marchi forever, è inutile, è troppo bravo. No ragazzi, un po'... Com'è? abbastanza bravo. Bravo, e qual è la canzone di Nino Marchi che le piace tanto? Ma tutte. Fatalità. Come va? È bellissimo, non mi sto... Bravissimo, questo ragazzo fa successo. Con una ragazza è veramente, sanno tutte e due... Ah, come Nino D'Angelo, canta troppo... sì. Ha una voce troppo bella. Attorno al concerto di musica neomelodica gira tutto un mondo veramente interessante. Dal Crispellaro, Salvatore che è bello abbronzato, si vede che è uno che va al mare tutto il giorno.
Si vede che andiamo a mare, ci andiamo al mare. Ma si vende qua, come c'è lo Ah, spingione guarda. col cioccolato? ho Ma visto. quando facciamo gli spingioni con la Nutella, acciughe ricotta, col miele, siamo organizzati su questo Si settore. organizza, quando c'è il concerto di musica neomelodica poi subito Sì. Si crea tutta questa popolazione. quando- almeno comprano. Ma diciamo, non ci lamentiamo, perché se ci lamentiamo facciamo peccato. Lei è uno di quello che ascolta pure musica napoletana? Ho fatto la musica napoletana 20 anni fa. Pure le cantanti neomelodiche? Ma qua stiamo scoprendo delle cose. mentre da lontano cuore si Secondo voi a Catania poteva mancare il barbecue con polpette di cavallo, carne di cavallo, Sì. salsiccia? Acqua, bibite, tutto. Tutto, questo fa parte anche del concerto di musica. No, Gio, grazie, io sono a dieta, ho già mangiato. Come a dieta? Io Beh, sono se lo così, sapevo, così. se lo sapevo prima venivo a digiuno, no? Vogliamo. Senta, cosa richiede di più la gente? Qual è l'articolo più gettonato? La carne e le pompette. Le polpette di cavallo che da noi non Sì, e possono la carne. mai mangiare. E la carne. Quindi crisi non ce n'è. Insomma, Anche lei amante della musica neomelodica? sì. Qual è il suo artista preferito? Io, Gianni Vezzosi. Gianni Vezzoni. Grazie allora, buon lavoro.